Si sono intrufolati in un bar per svaligiarlo, ma quando il titolare, per puro caso, è arrivato nel locale con alcuni amici, hanno colpito uno di questi ultimi con un pugno al volto. L'episodio ieri all'alba a Castelfranco Veneto erano le 5:30 quando i due ladruncoli, due giovani di 19 e 20 anni, entrambi italiani del posto e già noti alle forze dell'ordine, sono riusciti a entrare nel bar Best Media di via Circonvallazione Ovest, forzando una finestra. Una volta all'interno hanno arraffato 1.000 euro in contanti, diversi generi alimentari, ma non hanno fatto i conti con l'arrivo inaspettato a quell'ora nel bar del gestore. Per riuscire a scappare, uno dei due malintenzionati ha colpito uno degli amici del titolare con un pugno, provocandogli un trauma contusivo facciale. I carabinieri intervenuti sul posto hanno impiegato poche ore a identificare i responsabili, che sono stati poi rintracciati in centro a Castelfranco con addosso ancora parte della rifurtiva, solo 100 euro. I due ragazzi sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata e lesioni personali in concorso.